Ha visto il quadro di oggi, per fortuna rispetto a ieri, insomma, i deceduti sono di meno, un centinaio in meno, non vorrei sbagliare adesso, però certamente insomma, ecco, i contagi sono stabili, diminuiti, però ci sono sempre. Qual è la sua valutazione? Ma i contagi non sono così importanti perché i contagi riflettono il numero di tamponi che si fanno. Ecco. Le persone decedute, tenuto conto che si sono ammalate 4 o addirittura 5 settimane fa. Se voi guardate settimana per settimana e guardate le ultime 4 settimane, perché da un giorno all'altro ci possono essere delle variazioni che dipendono anche da quanti dal numero di decessi che viene registrato, ma se voi guardate i dati che si riferiscono alle ultime 4 settimane, trovate una riduzione del 20%, che è costante, ogni settimana si riduce del 20%. Ma la cosa più importante che questi casi non dicono è che agli ospedali, al pronto soccorso degli ospedali, e questo vale per tutta Italia, non vale solo per Bergamo, da dove vi parlo io in questo momento, per Milano, non arrivano più malati gravi. Ecco. Ma non arrivano più nemmeno malati che hanno bisogno della famosa CPAP, non parliamo dell'intubazione, arrivano malati, la maggior parte dei quali possono essere rimandati a casa con dei piccoli suggerimenti, e quindi la cosa importante è che si riduce il numero di pazienti malati in unità coronarica, cioè guariscono e vanno a casa, si riduce il numero di ricoveri anche, si riduce il numero di persone che sono confinate in casa, ma vi assicuro che la malattia è cambiata completamente. Siamo di fronte a un'altra malattia. Non so quanto durerà, certamente però vi posso dire che la situazione è cambiata del tutto. Siamo di fronte a un'altra malattia. Quindi è mutato il virus, professore?